centro ad Olo stanotte con 4 banditi che hanno usato l'auto come ariete per entrare nella gioielleria Danieli e portare via preziosi, almeno 100.000 euro il bottino. Tanta rabbia da parte del titolare Marco Danieli. Sono partito da zero, questo negozio per me è come un figlio, dice. Così vince la delinquenza. Cadavere ritrovato nella notte al Lido di Venezia è quello di una donna di 67 anni. Potrebbe essere un gesto estremo, ma non si esclude nemmeno la caduta accidentale. Indagini in corso. Il mistero della morte di Alex Marangon, per cui si attende l'esito degli esami tossicologici. A parlare di test molto sofisticati ed attendibili è il professor dei TOS, presidente della Scuola di Medicina dell'Università di Padova. Dopo le rivolte al carcere di Santa Maria Maggiore, il PD suona la carica e chiede al ministro della Giustizia Carlo Nordio di riferire in Senato nel mirino il decreto carceri. Esodo estivo 2024, autostrade Alto Adriatico olio alla macchina, 220 operatori in campo, sinergia con la polizia stradale. Sono 210, in aumento di quasi il 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, le cornee utilizzate per trapianti effettuati nel primo semestre del 24, chirurgia oculistica sempre più all'avanguardia nelle sale operatorie dell'ULSS 3 Serenissima. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. La cronaca dunque in apertura, scene da Far West, ieri sera in centro ad Olo con 4 banditi che hanno usato l'auto come ariete per entrare nella gioielleria Danieli e portare via i gioielli, almeno 100.000 euro il bottino, e tanta rabbia da parte del titolare. Avevamo dei pezzi importanti in vetrina che sono stati portati via tutti, e poi all'interno hanno rotto tutte le vetrine di vetro e hanno portato via ulteriori gioielli, e indicativamente non saprei dire, penso dentro la mia testa attorno ai 100.000 euro. È il mio figlio, io l'ho aperto quando avevo 21 anni il negozio, sono partito senza niente, solo con debiti, e quindi è logico che hanno preso parte di me, ecco. Lotteremo, nel senso, mi rimboccherò le maniche come ho sempre fatto. Sono le 3 del mattino quando un'auto, una Panda, tenta prima di sfondare la porta, poi la vetrata antisfondamento e alla fine riesce a scardinare la porta, il muro divelto. Entrano in 3, forse 4. È notte ma siamo in pieno centro, l'allarme scatta ma i banditi riescono a fuggire con il bottino a bordo di un'altra automobile scura. Parla Marco, gioielliere da 25 anni, da 5 qui in Piazza Cantiere. E io sono arrivato poco dopo e la vicina ha preso anche molta paura, ha chiamato anche lei i carabinieri e tutto, ormai nel frattempo erano già andati via, e siamo stati fortunati che non sono entrati persone con pistole, con armi, e quindi è successo di notte che noi non c'eravamo. L'occhio sempre attento ai clienti, diverse le chiamate fatte da Marco in questi anni alla vista di gente sospetta. Il furto nell'isola pedonale dove sono diversi i locali aperti anche fino alle 3 di notte, sciarpe, giubbotti, volti travisati, queste le immagini restituite dalle telecamere di videosorveglianza. Immagini ora nelle mani delle forze dell'ordine, stanno indagando i carabinieri. Il bottino potrebbe aggirarsi intorno ai 100.000 euro, oltre alla refurtiva danni anche al negozio, alle vetrine. Ripartire sarà dura. Ho molta rabbia e ci devono essere delle leggi molto più severe, e dopo è logico, non fanno nulla quando vengono uccise le donne, non vengono uccisi bambini, e viene fatto poco, sono protetti, fra 2 giorni, fra 3 giorni, fra un mese li prendono forse. Poi cosa, vengono liberati subito, quindi no, tanto lo sappiamo tutti, è il rischio del nostro lavoro, è il rischio ormai di qualunque cittadino italiano, perché tanto non siamo protetti né qua né a casa né in nessun posto. Vince la delinquenza. Ed ancora cronaca, questa mattina è stata identificata la persona recuperata senza vita ieri sera poco prima delle 23 in Riviera San Nicolò, al Lido di Venezia. È di una donna veneziana di 67 anni, residente nel sestiere di Castello, nella zona di via Garibaldi a Venezia, il corpo senza vita affiorato mercoledì sera, poco prima delle 23, dalle acque della laguna in Riviera San Nicolò al Lido di Venezia. Il recupero da parte di un gruppo di ragazzi in barchino che, mentre transitava nella zona tra il Russo Palace e l'Hotel Villa Mavapa, ha visto improvvisamente
davanti a sé una strana sagoma in acqua e, dimostrando grande civiltà e tempismo, si è subito fermato per prestare aiuto e soccorso. Per i rilievi stanno procedendo gli agenti della polizia locale. Sul porto sono arrivati mercoledì sera carabinieri, capitaneria di porto e vigili del fuoco, oltre alla polizia locale. Recuperato il corpo, si è capito purtroppo subito che la donna era già morta, probabilmente per annegamento, e quindi sono iniziate le procedure per l'identificazione della vittima. Potrebbe essere stato un gesto estremo a provocare la morte oppure una caduta accidentale. Al momento non si può escludere alcune ipotesi. La donna vedova viveva da sola a casa. Le due figlie, che ieri non erano riuscite a contattarla, oggi hanno tentato di mettersi nuovamente in contatto con lei. Non riuscendovi, stamattina si sono presentate alla polizia locale per fare denuncia. Alcuni elementi descrittivi coincidevano con il ritrovamento del cadavere di poche ore prima, quindi in obitorio è avvenuto il riconoscimento della povera vittima. Sono in corso da questa mattina alla foce del Po di Pila nel comune di Porto Tolle le ricerche di una persona che risulta dispersa. L'uomo è stato visto inabistarsi con una piccola imbarcazione da una guardia giurata che ha dato l'allarme chiamando i vigili del fuoco. I pompieri hanno cercato per tutto il giorno con personale da terra, imbarcazioni dotate di sonar, sommozzatori da Venezia e Vicenza. Sul fiume si è alzato in volo anche l'elicottero del vigili del fuoco, sul posto anche polizia e carabinieri. Fino ad ora le ricerche però non hanno dato alcun esito. Ed ora torniamo a parlare del mistero della morte di Alex Marangon, sul quale si spera che i prossimi accertamenti tossicologici possano fare chiarezza. Esami molto sofisticati in grado di individuare la presenza di qualsiasi sostanza anche a distanza di tempo, come ci spiega il professor dei TOS, presidente della Scuola di Medicina dell'Università di Padova. Il mistero della morte di Alex Marangon: a giorni verranno effettuati gli esami tossicologici per accertare se il 25enne di Marcon avesse assunto qualche sostanza durante il rito sciamanico, un accertamento importante che potrebbe rivelarsi fondamentale per sapere cosa sia accaduto all'abbazia di Vidor la notte tra il 29 ed il 30 giugno scorsi. L'autopsia non ha escluso nell'ipotesi di omicidio, riscontrando lesioni compatibili con il pestaggio nella pista della caduta accidentale, ed anche gli accertamenti sul luogo non hanno portato all'individuazione di elementi che consentissero di capire con certezza cosa sia successo. La famiglia di Alex Marangon si è affidata a Donata Favretto, esperta tossicologa forense dell'Università di Padova, ex componente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, una delle massime esperte in questo tipo di indagini. Accertamenti tossicologici in grado di individuare le sostanze anche a distanza di diverse settimane, come in questo caso. Gli strumenti oggi della patologia forense sono molto complessi, molto sofisticati, quindi si tratta di analisi molecolari, tossicologiche, che certamente consentono di ottenere le informazioni necessarie. Tenete conto che i liquidi sono stati prelevati nel momento poi in cui i colleghi, credo sia il dottor Forlaneto, abbia svolto appunto l'incarico peritale. Quindi direi di sì. Quindi anche nel caso di una sostanza di origine naturale come l'ayahuasca? Certamente, qualunque sostanza può essere cercata e determinata. La politica, ora il Partito Democratico all'attacco del decreto carceri a firma di Carlo Nordio, e dal Veneto la richiesta del segretario regionale Martella al Ministro della Giustizia di riferire a Palazzo Madama. Gorizia, Verona, poi Venezia. L'urlo di rabbia delle carceri del Veneto e non solo. I malumori degli agenti di polizia penitenziaria, le proteste violente dei detenuti cui il sistema non sta offrendo nient'altro che la detenzione. Mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla di condizioni indecorose per un paese civile, il Partito Democratico passa all'attacco. Nordio non può nascondersi dietro al suo decreto inefficace che va ritirato. Sono le dichiarazioni del segretario veneto Andrea Martella, che ha convocato intanto un'assemblea straordinaria a San Leonardo per il 29 luglio, invitando anche i cittadini per discutere del caso Venezia. Nordio si era presentato dicendo che avrebbe messo al centro il tema delle carceri nel programma di governo, non c'è stato niente, al Senato se ne sta discutendo, ma è un decreto vuoto
e come sempre ci sono grandi divisioni all'interno della maggioranza. Il PD in Senato ha chiesto al ministro Nordio un'audizione per spiegare come migliorare subito la situazione. Il decreto per Martella lascia tutti scontenti, eppure il confronto con le opposizioni non c'è stato. Per protesta rispetto ad un atteggiamento inaccettabile, i democratici insieme alle opposizioni hanno annunciato che non parteciperanno più ai lavori della Commissione. Bisogna intervenire perché ci sia la certezza della pena, ma anche perché non sfugga la possibilità rieducativa, e le nostre carceri non possono essere degli inferni danteschi. Lunedì la chiamata ai cittadini veneziani di tutto il centro-sinistra per chiedere le dimissioni del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il ritorno alle urne. Dobbiamo farlo anche per rianimare il futuro della città. E torniamo ora in centro storico a Venezia per la manifestazione, ve ne abbiamo parlato diffusamente nel corso del TG di ieri sera, organizzata in campo Santa Margherita, l'assemblea pubblica per chiedere le dimissioni del sindaco Brugnaro dopo l'inchiesta che ha travolto la città. Sentiamo le voci raccolte dai nostri inviati. È nostro dovere a partire da oggi per costruire un'alternativa alla città. Non basta chiedere le dimissioni, è il nostro dovere da subito, da oggi. Una piazza unita per invocare onestà, guardare oltre l'iter giudiziario, gettare le basi per riscrivere una nuova Venezia. È un'assemblea pubblica, quella organizzata ieri sera, che ha visto la partecipazione di tutte e 6 le liste di minoranza. Centinaia i veneziani presenti. Un fronte comune per andare a sopperire a tutti i vuoti che questa amministrazione ha dato. Diversi comitati e le associazioni, un fiume di applausi al grido dimissioni subito. Venerdì 2 agosto il sindaco dovrà relazionare nel corso del Consiglio Comunale. Noi ovviamente chiederemo e ribadiremo la necessità che il sindaco faccia un passo indietro. Non è possibile che, che a Venezia noi abbiamo un piano anticorruzione e quel piano anticorruzione è stato bellamente ignorato, come fosse un piccolo gadget da tenere in una sala da pranzo. Noi non abbiamo i numeri per far cadere il sindaco, ovviamente i mal di pancia però li abbiamo visti tutti. Siamo di fronte a un tale livello di commistione tra pubblico e privato, tra partecipate del comune e aziende private, che il sindaco dovrebbe dare le dimissioni anche per non bloccare la città. Io ho appena chiesto pochi minuti fa il commissariamento dell'ente di governo di Venezia, perché risulta evidente che da Venezia fino ad arrivare a Chioggia il trasporto pubblico locale sta saltando. Palpabile l'indignazione dei presenti in campo Santa Margherita. La folla ha lanciato un messaggio. Secondo me è fondamentale difendere la dignità di una città come Venezia, il cui interesse è stato svenduto da troppi anni a quello di privati. Lo si sapeva già prima, era già intuibile molto prima delle indagini che sono emerse in questi giorni, e credo che non sia più sostenibile una situazione del genere. È ora di protestare per questa situazione vergognosa, scandalosa, dove tutti i cittadini sono stati presi in giro. Poi bisognerà, oltre alla rabbia e al costruire un'alternativa, e dobbiamo metterci tutti insieme veramente. Stiamo cercando una persona onesta in cui credere, che non ci freghi in corso d'opera, che dichiari delle cose e ne fa delle altre. Noi abbiamo bisogno di avere fiducia, non di persone che sono tanto disposte ai compromessi. Gli agricoltori di Coldiretti Veneto si sono radunati a Mestre per richiamare l'attenzione sulla proliferazione di specie non autoctone che causano danni significativi alle coltivazioni.
Oltre 1 migliaio di agricoltori di Coldiretti Veneto sono scesi in strada a Mestre per richiamare l'attenzione sulla problematica della fauna selvatica. Nutrie, cinghiali, uccelli e grandi carnivori come il lupo stanno creando numerosi danni a vigneti, frutteti, orti e pascoli. La presenza di oltre 90.000 cinghiali nel territorio regionale rappresenta una minaccia per gli ecosistemi locali e le biodiversità. Inoltre la peste suina africana potrebbe compromettere l'intera filiera suinicola. Migliaia di agricoltori provenienti da tutte le province del Veneto si radunano qui davanti al Palazzo della Regione, dove si trova la Direzione Ambiente, per chiedere risposte a interventi urgenti per affrontare il tema della fauna selvatica, soprattutto cinghiali, nutrie, ma parliamo anche di uccelli e di altri animali che purtroppo infestano le nostre campagne e soprattutto creano grandi danni ai nostri raccolti e anche alle reti di carattere idraulico e idrogeologico del nostro territorio. Coldiretti Veneto ha sollevato la questione a tutti i livelli e ha presentato proposte per contrastare efficacemente la fauna selvatica. Recentemente la Giunta regionale ha approvato nuove linee guida per favorire le procedure di abbattimento previste dal Piano regionale di interventi urgenti, il PRIU. Tuttavia gli agricoltori premono per ottenere ulteriori risorse per incentivare il controllo, la selezione e l'abbattimento degli animali, oltre al tema del risarcimento dei danni. L'obiettivo è liberare le aziende agricole dal peso burocratico e garantire una soluzione duratura per questa emergenza. Vogliamo quindi il supporto della Regione su questi temi per avere soluzioni di carattere sia giuridico e anche finanziario da mettere a disposizione delle nostre aziende. Non abbiamo più tempo da aspettare, dobbiamo iniziare ad affrontare questo argomento il più velocemente possibile. Esodo estivo 2024, la campagna per la sicurezza di Autostrade Alto Adriatico. L'invito che faccio a tutti gli utenti della strada: attenzione, 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 per cortesia. Molto dipende anche dalla vostra, ovviamente, condotta di guida e dallo stato di salute con cui vi mettete alla guida e lo stato della vostra vettura. Come raccomanda sempre la Polizia Stradale, riposatevi prima di partire, controllate il vostro automezzo. Autostrade Alto Adriatico rafforza il personale in vista dell'esodo e del controesodo estivo 2024 e lo fa a fianco della Polstrada per garantire la sicurezza degli utenti. Saranno 220 le forze in campo per ogni giornata da bollino nero, 5 quelle con traffico più critico, sabato 27 luglio, sabato 3 agosto, sabato 10, sabato 17 e sabato 24 agosto, 14 invece quelle da bollino rosso. Oltre ai bollini che consentono agli utenti di prepararsi al meglio per le partenze, Autostrade Alto Adriatico ha deciso di potenziare la comunicazione avvalendosi di 2 nuovi canali su WhatsApp e Telegram, dove in tempo reale si potrà ricevere informazioni su incidenti e code. Allora, noi abbiamo attivato anche 2 canali, WhatsApp e Telegram, proprio per informare gli utenti sulle condizioni del traffico nel tratto dal loro percorso. Ovviamente la raccomandazione: non usateli durante la marcia, usateli per programmare il vostro viaggio prima, per acquisire delle informazioni e notizie che noi forniamo in tempo reale sulle condizioni di traffico sulla nostra rete autostradale. La Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia in tutte le giornate da bollino nero, che interesseranno senza soluzione di continuità ogni sabato a partire dal 27 luglio e fino al 24 agosto, metterà in campo un'imponente macchina operativa fatta di pattuglie di vigilanza stradale, in totale 28, che vigileranno H24 le autostrade della nostra regione. Novità sarà la presenza del drogometro. Il drogometro è uno strumento di screening, è uno strumento in realtà non omologato che serve per fondare il sospetto che il conducente abbia assunto sostanza stupefacente. Quello che c'è in più nella campagna della Polizia Stradale Estate con noi, così si chiama, è la presenza invece di un laboratorio forense. Un laboratorio forense è una vera e propria clinica mobile che ci permette già su strada di accertare il grave reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive, e quindi di concludere l'accertamento senza la necessità di doverci spostare in una struttura ospedaliera. Saranno celebrati sabato alle 9 i funerali del conte Marco Celio Passi nella chiesa Gran Priorale di San Giovanni Battista. Sempre in chiesa venerdì alle 19 verrà recitato il rosario. Intanto per la procura non ci sono dubbi sull'incidente. Si è trattato di uno scontro autonomo dell'imbarcazione sulla quale il 44enne viaggiava nella notte tra lunedì e martedì contro una briccola. Intanto l'Ordine di Malta, in cui Marco Passi rivestiva la carica di procancelliere, ha espresso il cordoglio per l'improvvisa scomparsa.
Ed ora la Banca degli Occhi del Veneto, 210 trapianti di cornee, l'eccellenza della chirurgia oculistica dell'ULSS 3 Serenissima. L'oculistica degli ospedali di Venezia e Mestre sta compiendo progressi significativi nei trapianti endoteliali grazie alla collaborazione con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto. Le tecniche DISAEC e DIMEC, che consentono il trapianto selettivo dello strato interno della cornea, stanno superando i trapianti tradizionali. Vantaggi ottenuti grazie alla Banca degli Occhi, che prepara i tessuti precaricati per ridurre i rischi in sala operatoria. Nel primo semestre 2024 sono state 1211 le cornee preparate per interventi DISAEC e DIMEC contro le 1063 preparate per gli interventi in cui viene trapiantata la cornea intera. Venezia è al primo posto per l'invio di tessuti corneali per la tecnica DIMEC. L'oculistica dell'ospedale San Giovanni e Paolo, guidata dalla dottoressa Franca, è leader in Italia per le richieste di tessuti corneali per trapianti endoteliali. E a seconda del problema che ha la cornea, noi possiamo customizzare, quindi fare un trapianto, quindi togliere e cambiare il pezzettino di cornea che è malato. Allora possiamo fare due tipi di intervento, si chiama trapianto endoteliale. Trapianto endoteliale DISEC, cioè un pezzettino di endotelio con anche lo stroma che è preparato dalla Banca degli Occhi, è come una lamella affettata e che mettiamo nell'occhio, oppure solo le cellule endoteliali, quindi un sottile strato di cellule della cornea che vengono sempre distribuite dalla Banca degli Occhi e che vengono inserite al posto delle cellule malate. Questi risultati riflettono l'attrattività e l'eccellenza delle oculistiche dell'ASL 3 Serenissima, che attirano pazienti da fuori regione in cerca di cure altamente professionali. Questa è una grande opportunità che si mette a disposizione per tutto il territorio veneziano, ma direi, considerato che quasi l'80% delle cornee impiantate in Italia provengono da qui, è un grande contributo a tutta l'oculistica italiana. L'oculistica dell'ospedale dell'Angelo di Mestre è al 9° posto per gli interventi DIMEC e al 6° posto per i trapianti DISAEC. In futuro la speranza è di poter curare i pazienti con la terapia cellulare. La ricerca è in piena evoluzione. Saper moltiplicare le cellule di un certo donatore ci permetterà, speriamo in tempi ragionevoli, di produrre più terapie, quindi per più persone, a partire da una singola donazione. E da Venezia è tutto, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.